gli altri. Vabbè, però voi tutti, No, le prime file, ma li faccio spostare io all'inizio, li faccio io tutti davanti. ma stanno arrivando Fare una chiacchierata con voi. È il giornalista e scrittore Giacomo Romeri, è il nostro conterraneo perché è ogliastrino, nella fattispecie di Bernard de Vogue, però lavora non solo in Sardegna, lavora anche oltremare. È una persona che ha grande esperienza, grande cultura e oggi ci facciamo una chiacchierata. Come spunto abbiamo il suo ultimo libro che lui presenterà molto meglio di me, che riporta le testimonianze di due fughesi, di due suoi compaesani, reduci di guerra, ormai persone di età molto avanzata. Cazzai ha compiuto 100 anni, giusto? 16 dicembre. E che gli hanno raccontato così come si può raccontare davanti al camino un'esperienza molto forte, molto drammatica legata alla loro prigionia, alla loro vita durante la guerra. Grazie a voi, io mi chiamo Giacomo, l'avete capito, c'è scritto qui sopra, Zeo del Voghesu, ho 73 anni, li compio il 17 marzo, quindi sono nato sotto il segno dei pesci, dei mesumati. La mia formazione scolastica è di taglio classico, io ho frequentato le medie alla Musei perché quando ero ragazzino io le scuole medie per esempio non c'erano, come quasi da nessun'altra parte. Medie e ginnasio alla Musei, ottima scuola, sono proprio orgoglioso di aver studiato ai Salesiani, il liceo l'ho fatto pure ai Salesiani a Cagliari, il liceo classico, ero un grande secchione in quelle materie letterarie, ero innamoratissimo del latino, greco, italiano, storia dell'arte, ero un burrico totale in matematica, fisica, proprio un disastro. Pensate che l'esame di maturità sono stato rimandato a settembre, proprio in matematica, e il professore, siccome non mi potevano bocciare perché avevo 9 in latino, 9 in greco, quindi non mi vogliamo scorporicare perché mi sapevo due regolette di matematica, il professore per mettermi a mio agio a un certo punto mi ha chiesto che cosa volevo dire, l'esame di riparazione. E io avevo detto che volevo raccontare una delle cose più difficili che forse voi farete, che è la scodella di Galileo, che è un quadrato all'interno del quale si fa una scodella e bisogna dimostrare che il volume di quella dentro la scodella è uguale all'altro, e quindi era A, B, C, D, C, F, arrivava fino alla lettera P. Io sapevo tutto a memoria. Il professore a un certo punto mi ha detto: ma vuol fare proprio la cosa più difficile? Se vuole, un luogo barroso. E a un certo punto mi ha bloccato perché io ho detto qualcosa che non andava bene e io mi sono bloccato proprio, e a un certo punto ho detto una scemenza, a un certo punto ho detto è la linea retta, e invece non era una linea retta quello di lui, ma era un segmento, e il professore mi ha detto: ma scusi, che cos'è la linea retta? Risposta di Mameli all'esame di riparazione della maturità: è una linea dritta. Allora, burrico totale. Poi all'università io ho fatto prima la scuola superiore di giornalismo di Urbino con un grande maestro che era Carlo Bollio, rettore di Urbino, e Giambattista Vicari. Poi dopo aver fatto la scuola di giornalismo ho fatto sociologia e mi sono laureato con una tesi di sociologia del lavoro e di sociologia della comunicazione. La comunicazione è il mio campo di battaglia. Io sono in pensione dal 99 dall'Unione Sarda, collaboro con la Nuova Sardegna, faccio questo mensile, esce da 15 anni, Sardi News, che voi trovate gratis online, www.sardinews.it, e se lo leggete non vi fa male perché in genere ci scrive gente che scrive pulito e scrive bene. E prima di parlare del libro voglio dire proprio due cose sulla comunicazione. Io so che voi siete in un istituto alberghiero tutti quanti. No, ci sono anche i ragazzi dell'agrario. I ragazzi meglio ancora.
Voi state vedendo quale successo abbiano gli chef in questo periodo, che sono fissi in televisione, ci sono più ricette di cucina che notizie ormai in televisione. Però voi avrete notato come gli chef sono capaci a parlare, cioè come sanno spiegare come si fa un primo, da che cosa è composto su gulurgioni, con la mentuccia di fiume, con le patate dell'orto, con l'olio d'Ermano, eccetera, eccetera. E vedete anche per i ragazzi che studiano agraria come hanno molta importanza coloro che parlano delle coltivazioni biologiche. Quindi pensare, ragazzi, che l'italiano, il parlar bene, che poi vuol dire lo scrivere bene, sia un optional, dimenticatevelo, perché qualunque ramo voi seguiate è importante saper comunicare, e si comunica parlando e scrivendo. Io faccio molti corsi di giornalismo nelle scuole superiori, le faccio all'università, e vi assicuro che, ve lo dico in inglese, è un casino oggi, perché molti ragazzi non sanno né parlare né scrivere. Io in questo periodo sto facendo un corso in una scuola, non vi dirò quale, e 3 settimane fa mi hanno scritto, era 4 settimane fa, era subito dopo l'alluvione di Olbia. Io ho fatto raccontare in un foglietto che cosa era successo, cosa avevano visto con l'alluvione in Sardegna. Ragazzi di quinta, quindi come voi, pronti alla maturità, mi hanno scritto, uno mi ha scritto l'alluvione, un altro mi ha scritto l'alluvione con 2 apostrofi, LA, al, 2L, luvione. La settimana scorsa mi hanno scritto lo scuro, ragazzi di quinta. Perché, ragazzi, succede questo? Perché non si è capito che per poter scrivere e parlare bisogna leggere. Bisogna leggere. C'è un bellissimo libro che consiglio ai vostri docenti, della mamma di Giovanni Floris, il conduttore di Ballarò. Si chiama Pergentina Pedaccini Floris. Il libro, lei è un insegnante di lettere del liceo Tasso di Roma, adesso in pensione anche lei. Il titolo del libro è Leggere per scrivere. È un ottimo libro che è importante per capire che se voi non leggete poi non sapete scrivere. E non saper scrivere vuol dire anche non saper parlare, perché per saper parlare bisogna fare frasi, soggetto, predicato, complemento. Bisogna dire le cose in modo semplice, e in questo vi assicuro, così vi faccio vedere il malumore, che gli studi classici sono un'ottima strada da seguire, perché se voi studiate l'Anabasi di Senofonte, il Tabello Gallico di Cesare, voi trovate proprio l'esercito e partito di mattina dal porto di diretto, come si parla regolarmente. Io faccio l'esempio tragico della cronaca nera, perché la cronaca nera è quella che fa, con la quale si impara molto a scrivere. Hanno ammazzato un prete in piazza di Chiesa. La frase: avete detto quello che è successo. In questi libri, dei quali tra poco io vi parlo, io ho fatto questo lavoro, ho utilizzato il mio mestiere di giornalista, ascoltando i racconti dei prigionieri di guerra di Perdasdevogu, che raccontano le cose come le racconta il prigioniero di guerra di Urzulé, di Talana, di Baunei o di Girasole, non cambia nulla, con una differenza che se ne sentite 100 storie diverse. Poi bisogna scriverle. Io in questo libro, nella prefazione, non so se voi l'avete scritta, l'ho scritto in modo molto, molto chiaro, ho utilizzato proprio il linguaggio dei vecchi. Questa è letteratura orale, è il sardo di Foghesu tradotto in italiano, dove qui non scrive Alessandro Manzoni, qui scrive uno di Foghesu,
perché c'è questa frase qui, per esempio, quando finivo di scrivere un racconto andavo a rileggerlo ai testimoni, ai vecchietti, che mi correggevano come professori scrupolosi, fedeli alla storia, poco interessati alla forma. La frase più frequente era questo: io non ti ho detto così, ma così. Se scrivi che parlo io, devi scrivere come parlo io, non come parli tu che sei studiato. Allora questa frase non è di un ottimo italiano, è una frase parlata, che per poterla scrivere su un libro bisogna anche saperla scrivere in questo modo, perché si capisce che è una forma letteraria popolare e bisogna saperlo fare. Ecco, per farlo, ragazzi, io vi consiglio di intervistare i vostri nonni, i vostri vecchi del vostro vicinato, ascoltateli di come hanno fatto la guerra, di come hanno iniziato a lavorare, di come sono andati a scuola, di quanti fidanzati hanno avuto, come facevano l'amore. Chiedetegli quello che volete e poi riscrivete per conto vostro. La prima volta vi troverete male, la seconda volta vi troverete male ancora, la terza volta meno male e vi abituate a scrivere. Badate ragazzi che facciate i cuochi, facciate gli chef, facciate i direttori d'albergo, facciate i proprietari di albergo, facciate l'agronomo, qualunque cosa facciate è necessario saper comunicare. Quella di oggi si chiama la società della comunicazione, che siamo passati dal medioevo al mediaevo, è la società dei mass media questi. Saper usare Twitter, saper usare 140 battute, significa saper utilizzare bene le parole, non sprecare, non dire ci vediamo nella giornata di domani, perché domani è una giornata, basta dire ci vediamo domani, non c'è bisogno di dire nel mese di marzo, basta dire a marzo. Quindi anche con i nuovi media bisogna saper, anzi ancora di più bisogna saper scrivere, perché bisogna sintetizzare. È un ottimo modo per capire la sintesi, è, non porto acqua al mio mulino, il giornalismo. I giornalisti, quelli che sono capaci di fare i giornalisti, perché ci sono anche giornalisti che andrebbero presi e bruciati in piazza perché non sanno scrivere, leggere i giornali è molto importante. Ovviamente ognuno si sceglie il giornale che vuole perché è fondamentale. Allora, io leggerò soltanto dei brani con una piccola premessa. Tenete conto che quasi sicuramente quest'anno, quando farete l'esame di maturità, non è da escludere che vi capiti un tema sulla prima guerra mondiale. 2014, 1914 è un secolo. Che cosa è stata la prima guerra mondiale? Tenete conto che siamo anche ai 70 anni dalla liberazione del campo di nazisti di Auschwitz. La giornata hanno visto l'intervista mia da De Gregorio? Sì, quindi qualcosa poi sono andati a vedere sì. anche. Ottimo. Quindi tenete conto che uno dei temi che quasi sicuramente vi possono capitare è legato a questo evento storico. Ovviamente poi siccome i temi più possibili sono quelli che non capitano mai, vuol dire sicuro che non sia da ICI, però siamo a un secolo dalla prima guerra mondiale, che in Sardegna ha avuto migliaia di morti. La seconda guerra mondiale, che tenete conto sarà molto popolare l'anno 21, quando vedremo un nuovo film che nessuno ha ancora visto di Hitchcock, che ha trovato è stato trovato a Londra un filmato girato da Hitchcock quasi sicuramente nel campo di Bergen-Belsen, quello dove era prigioniera Anna Frank, e quello del quale poi parleremo col forno qui. E io sono sicuro che con quel filmato, io sono sicuro di vederci zio Vittorio Palma Scazzaglia, del quale vi parlo tra poco, perché avremo la testimonianza di che cosa è stata la tragedia del nazismo e del fascismo e della seconda guerra mondiale.
Tragedia che è sintetizzata molto nella frase che ha fatto nascere questo libro, che è del 2006, La ghianda è una ciliegia, e poi vi dirò perché questo titolo, perché è una metafora naturalmente. Come nasce La ghianda è una ciliegia? Io stavo giocando a pallone a Perdasdevo, perché io sono uno vivo anche se ho 73 anni. Stavo giocando a pallone, il pallone va a finire a bordo piazza, dove c'erano seduti vecchietti di Fogheso che stavano raccontando, come in tutti i paesi, le loro storie. E tenete conto che in ogni paese ciascuno vuol fare l'eroe più dell'altro, no? Il professor Laude, lui, eccetera, eccetera. Mentre io raccolgo il pallone, sento un vecchietto vivo, zio Vittorio Palmas, di soprannome Cazzai, che ha compiuto 100 anni il 16 dicembre, mentre io raccolgo il pallone, poi dice «Cateo se ho più con 2 chilus». Io ho finito di giocare a pallone e di sera sono andato a casa di zio Vittorio e gli ho chiesto che cosa voleva dire. E lui mi ha detto figlio mio, che ti devo un su conto non raccabao spruso. E gli ho detto resto per sentire questo conto. E vi faccio la sintesi, poi ne leggiamo un brano. Il problema era questo: zio Vittorio, come tutti gli italiani, era prigioniero di guerra, non era nei campi di concentramento, ma nei campi di prigionia. Però anche i prigionieri di guerra, quelli dei campi di prigionia, venivano intanto presi e spostati come le mucche, come antisclavi serbervesi, in un altro campo, nel campo di concentramento, per fare i buche, per fare i muri, per fare quello che c'era da fare. E in questo, dove finisce zio Vittorio, che quasi sicuramente è quello di Bergen-Belsen, e io sono sicuro di vedere zio Vittorio nel filmato di Hitchcock fra un anno, perché racconta delle storie che sono identiche alle poche cose che stanno venendo fuori. Venivano pesati ogni lunedì gli ebrei, le ebree, le ragazze, rappate a zero. Chi pesava meno di 35 kg, siccome un losing, cioè non poteva neanche lavorare, veniva preso e buttato nella camera a gas. Perché? Perché non dovevano sprecare neanche 2 patate. Voi pensate, quella mattina pesano zio Vittorio e tu pesavo 37 kg, zio più con 2 kg. Ce la trovate la tragedia del nazismo della seconda guerra mondiale in questa atrocità che vi viene raccontata da un vostro nonno, quindi davanti ai negazionisti di oggi, a tutte le cose che vediamo, i film che documentano tutto, come si fa a mettere queste cose sotto silenzio? Allora, io per entrare in questo clima vi leggo un brano di Vittorio Ortegas, è uno dei protagonisti della ghianda è una ciliegia. Vittorio Ortegas era bidello della scuola media di Perdasdevo, dove io ho insegnato per 6 anni, e il titolo di Vittorio è L'infermiere Cavadenti, perché Vittorio Ortegas, di soprannome Ficchiu, grande bracconiere, proprio bracconieri dei gustos che non darà tanto, dalla Russia, dove lui era prigioniero, dove combatteva con i fascisti, aveva portato tutti i ferri dell'infermeria, soprattutto le pinze da dentista. Io a scuola un giorno nel 64 mi intendi a male che era un dolore gasciale, si chiama Capaprus, e Vittorio mi guarda e dice ti depoterai su molari. Dunque Vittorio Ortegas mi ha tolto il molare in segreteria. E sapete l'anestesia che cosa era? No, una rassea gedu. Ho bevuto un bicchiere d'aceto, mi ha ovviamente stordito, mi indavogavo su enti, eccetera, eccetera. Ma allora si toglievano soldi. Questo è l'infermiere. Però Vittorio Ortegas
quando non puliva i banchi e quando non lavorava a scuola, leggeva i libri di storia, ha letto tutto Chabot, conosceva la seconda guerra mondiale in un modo perfetto, era un genio, era un genio. E io adesso vi racconto che cosa dice zio Vittorio, che era in un campo dove muore un sacco di gente e a un certo punto qui c'è un comandante. Voi immaginatevi questo Vittorio Pitichetti, uomo tennoso sardo, razza nana sarda io vi chiamo. E i tedeschi, gli chiede Palini, che era un comandante, neanche quelli abbiamo più visto. Con noi c'erano quelli del 24esimo corpo d'armata, si sono dissolti, non ne sappiamo nulla. I russi si stanno difendendo e attaccano le nostre divisioni e quelle tedesche, ma dei tedeschi non sappiamo nulla. Quei discorsi mi avevano terrorizzato. Voi pensate di chi vuole, immaginatevi le frasi che vi dico in italiano, traducetele nel dialetto vostro, perché sarò più cosa, non cambia nulla. In paese io non ci torno più, penso. Mi avvicino al dottore Bolognese, gli dico sottovoce se ha sentito il colloquio tra Palini e il colonnello. Ne ho sentito anche peggio. E tu, Tegas, non sai quanti morti ci sono qui attorno. Mi hanno detto che ce ne sono più di 200, solo qui, tutti italiani. Sentite questo discorso, questo racconto di Vittorio. Non vi so dire quanti ne ho visto di morti davanti ai miei occhi. Non ti sciunai tu da più è morto sul luogo mio. E soldati con i piedi in cancrena. Il freddo era mortale, non c'erano cappotti e non c'erano coperte, solo divise di tela che sarebbero andate bene forse in estate, non in il dottore. Castiai su dinara Fittur, sempre circondati dalla neve, sempre in mezzo a sangue. Solo bianco vedevo in quel posto che forse si chiamava Mitrolanova, e quasi mai un albero. Questa che viene cristianese, un uomo che veniva da 23 anni, non era un vecchio, era uno come noi, come voi. E quasi mai un albero, io che fra gli alberi sono vissuto fin da bambino e sotto gli alberi di Lecce o di Carrubo mi appostavo o aspettai a Silvoni, alle notti o di dì vado in crisi di via. Lì di piante non ce n'erano. Guardate la descrizione. C'erano torrenti, le povere case che i contadini chiamavano isbe, circondate da piccoli orti. Avevano pochi animali, era gente povera e buona, solo che moriva di fame. E fa questa osservazione Vittorio Degas: un mondo di fame sul grande Don e nel piccolo Fluminetto. Guardate che attenzione. Arrivando in treno avevo visto campi gialli di girasole e basta. Le stazioni erano fatte di tettoie di legno. Era meglio la stazione di Ulassari. Da quella vedi anche il mare di Barisaldo. In Russia niente colori, niente verde come la mia campagna di Foghesu, solo bianco e senza vedere mai il cielo azzurro. Succede questo allora, tanto succede in questo. Devo un'infermeria, quando portano uno sordao per l'esame, piangevo. Come ti chiami? Vieni Nino. Posso farti qualche domanda mentre ti medico? Certo, tu sei il dottore. No, io non sono dottore, io sono infermiere di guerra, senza scuola, vengo dalla Sardegna, ho imparato qui. Mi salvo. Certo che ti salvi. Come ti chiami? Vittorio. Mia mamma è sarda, si chiama Bonaccato e di Oziero. Nino continuava a perdere sangue. Chiedo del mio dottore. Lo hanno chiamato in un altro accampamento e con un mulo tornerà presto, mi dicono. Non so che fare. Mi sembra che il cuore stia cedendo. Penso di fargli un'iniezione e gliela faccio.
Dopo un po' il giovane riprende a parlare con un filo di voce. Vittorio, mi salvo. Certo, sì, sì, ti salvo. Adesso ti devo medicare l'addome. La pancia era maciullata. Nino era stato raggiunto da un paio di schegge di una bomba sganciata da un aereo russo. Era come se quelle schegge fossero ciascuna un grande bisturi e ciascuna gli aveva aperto in due la pancia. Che fare allora? Io non potevo che ripulire le ferite. Cercavo di bendare da una parte e Susanne mi ricorriva dall'altra e quindi non vedevo più la carne di quel povero ragazzo. Vittorio, mi salvo. Sì, sì, ti salvi, ti sto medicando, tra poco arriva anche il dottore. Vittorio, se non mi salvo, mi fai un piacere. Ti salvi, Nino, ma dimmi che piacere mi chiedi. Se muoio, devi scrivere una lettera alla mia fidanzata e le devi dire. Che cosa? Che cosa, Nino? Vieni, Nino. Era morto davanti ai miei occhi. Ne avevo visto molti di morti, anche nel letto dell'infermeria, ma quel ragazzo che aveva iniziato a parlarmi della sua fidanzata mi aveva scioccato. Non riuscivo a darmi pace. Cercavo di risalire al suo indirizzo, almeno a quello dei genitori. Non ne ho mai saputo nulla. Neanche quel dettaglio della mamma di Ozieri mi aveva potuto essere d'aiuto. Nino lo avevo sepolto nel pomeriggio, dopo che l'aveva visto il medico. Non avrei potuto fare nulla a Tegas, neanche io. Nessuno lo avrebbe potuto salvare. C'erano un piccone e una vanga. Ho scavato una fossa. Prima è stato tanta neve, poi vista sono sceso. Davo colpi di piccone e si alzava. Di Nino fra le mani lo trascino verso la fossa. Quasi non ho il coraggio di metterlo alla fossa, come ti va, ma non lo so, bellino. Ciao, ciao Nino, non ti sei salvato. Nino, sai, lo so col manico e la vanga, riesco a distenderlo bene. Faccio il segno, dico di Santa, come dicevo ieri, la vanga in terra. Ora è piena di terra la fossa. Faccio una piccola montagnola sopra la tomba. Avevo già preparato una croce. Ci scrivo il nome. Vieni Nino. E ci aggiungo Ozieri. Sento un urlo dall'infermeria. Tegas, vieni! Ci sono 3 feriti. Eccetera, non vi leggo il resto. E questo è solo uno dei racconti che vi fanno capire che cos'era la guerra. Guerra che avviene anche in Sardegna, ci sono i bombardamenti di Cagliari, ci sono i bombardamenti di Monserrato. Qui il capitolo La Sirena è nato in questo modo. Quando è uscito La Ghiandina Ciliegia, come vi ho detto, io ho raccontato le storie dei vecchi fioresi che erano stati nei campi di prigionia, quindi in Germania, in Sudafrica, in India. E una mattina incontro il protagonista del capitolo La Sirena, che è zio Antonio Brundu, che ha compiuto 94 anni, ha festeggiato 73 anni di matrimonio un paio di settimane fa, non si aggerma, sta ancora qui. Io stavo camminando nello stradone di Fogliesu, vedo zio Antonio, lo saluti zio Antonio, e lui mi risponde, saluti un dimone, con tu sei offeso. E poi te l'ha provato. A me non mi ci ha esposto un suo libro. Io no, intanto perché non me l'avevano detto, e poi perché lui non era nei campi di prigionia all'estero, lui era prima autista in una caserma di Vicenza, però siccome è venuto innamorato molto di sia Gemma, aveva chiesto il trasferimento a Monserrato, lo trasferiscono a Monserrato e lui che non aveva mai arrostito dice, lui ha avuto manco una vattata nella Saggiminera, gli chiedono di fare il cuoco e fa il cuoco. Il 31 marzo del
43, quando viene bombardata a Monserrato, 80 morti a Monserrato. Zio Antonio era a letto con la febbre, 39,4 vari Cavuzzi, ieri è scritto un suo libro. E la sirena avvisava la gente che dovevano correre verso i rifugi. Anche Zio Antonio vi salvò una rifugi. Dopo diverse ore, quando c'è cessato allarme, numero 31, la casa era distrutta, rasa al suolo, e in su letto aveva porcato Zio Antonio e bevuto una bomba. Allora io questo racconto, dopo che abbiamo fatto, perché questo libretto è stato fatto proprio per i 100 anni di Zio Vittorio Cazzai, quello Zio Biugo Duschirus, e ho fatto il forno e la sirena, così anche Zio Antonio Bruno è rimasto contento, ha comprato, credo che abbia ordinato una cinquantina di libretti, potuto donare a tutti i parenti, a Dio pure un suo libro, per capire. E passavano gli aerei sulle teste degli abitanti. Per fortuna quegli aerei non avevano ucciso, ma soltanto alcune povere vacche e vitelli. Adesso vedete anche la foto. La prima volta il 14 marzo di quell'anno di morte, il 1943, gli aeroplani avevano sganciato le bombe nella zona detta il Monte Blovau, le Montagne Unite, perché in quei pressi c'era una grande fornace di calce. La luce della fornace, ragionavano in paese, deve aver fatto capire ai nostri nemici inglesi e americani che lì c'era qualcosa di importante, forse una fabbrica, forse un'officina, ed ecco le bombe cadere dal cielo. Uccise le vacche, in paese avevano fatto festa, perché quella carne bisognava pur venderla, distribuirla. Le bestie erano di proprietà del contadino Pietrino De Montis, il padre di Dino Noto Trotta. Era carne di bombe, quindi doveva essere venduta a prezzo stracciato. Ogni famiglia che poteva ne aveva comprato più del solito, e in quei giorni di bombe il paese aveva mangiato carne, quasi quasi aveva fatto festa, perché qualcuno si poteva nutrire di carne, non solo di patate o di latte di capra. I bambini erano contenti, che buona la carne della guerra. Che buona la carne della guerra. Sentite quest'altro brano, perché così capite la seconda guerra mondiale in casa nostra. La vita a Monserrato era riempita dalla cronaca delle stragi che avevano colpito Cagliari e altri paesi. Quando arrivava qualche soldato nuovo o quando incontravi un forestiero, le novità che ti davano erano terribili, perché parlavano sempre di morti e di feriti, di crolli e spezzonamenti. Prima di Monserrato, il 17 febbraio, dopo l'ora di pranzo, era toccato a Gonno Sfanadiga, dove i morti erano stati 83 e i feriti più di 90. Dicevano che le bombe di Gonnos avrebbero dovuto colpire l'aeroporto di Villarcido. E che cos'era una giustificazione? E che il mortus vuole di decidere, maledetta sa guerra, maledette tutte le guerre di tutto il mondo, di ieri e di oggi. Avevo sentito un sergente raccontare di quell'inferno che era successo a Gonnos. Gente uccisa per strada mentre camminava tranquilla, colpiti a morte dalle bombe degli aerei, donne e bambini. A maggio carneficina a Olbia, più di 20 morti. Verso Ferragosto del 43 i cacciabombardieri avevano fatto stragi anche nella zona di Iglesias, a Gonnesa, Flumini Maggiore, Sant'Antioco, Calasetta. Tutta la Sardegna era un campo di morti, un grande camposanto, per non dire di Cagliari, quasi tutte le case distrutte, quelle rimaste in piedi erano senza porte e senza finestre, nelle acque della Darsan erano state affondate molte navi. Sentivo i racconti degli aerosiluranti tra Elmas e Decimomannu, molte mamme uccise con i bambini in braccio mentre correvano verso l'ospedale civile e quello militare di Via Azzurri, 2 ragazzi di Donori uccisi in via Roma, la grotta rifugio Marcello in piazza Ienne,
Ricordo una donna che era venuta a Monserrato con 2 litri di latte che veniva distribuito dalla ditta Gorini. Ricordo ancora la storia di una sentinella che abitava nella zona della chiesetta di Sant'Efisio. Aveva parlato della morte del pittore Tarquinio Simi, un giornalista buono e importante, quello che faceva bei quadretti e pubblicava anche sull'Unione Sarda. In quella zona, vicino alla chiesa di Sant'Anna, quella sentinella aveva cercato di sparare col suo 91, il fucile d'ordinanza, contro quei mostri di aerei in cielo. Poveraccio. Pare che gli aerei abbiano fatto un giro tra via Roma e il castello e così lo hanno fatto a pezzettini, lo hanno colpito a raffiche di mitragliatrice dal cielo. Ogni giorno era la cronaca di queste tragedie, dei morti di Cagliari che quei disgraziati di inglesi americani avevano raso al suolo. Che tempo brutto. Ricordo che in una sola giornata avevo contato 360 aerei che passavano in formazione. Qualche volta neanche lo vedevi il cielo perché era coperto da queste grandi aquile d'acciaio che buttavano bombe e morte. Da Monserrato ci spostiamo a Sarda, Rauristano, Macomer, Combalilla, Topolino, autocarri. Una volta finiamo a Torgari, a casa di un conte, il conte Ticca doveva essere. Ci aveva offerto un bicchiere di vino. Quando passavamo vicino alle strade ferrate era uno spettacolo di distruzione. I binari delle ferrovie in molti punti a Macomere e a Basanta, Oristano e San Gavino erano fusi, spaccati. Facevamo di tutto, caricavamo e scaricavamo tutto quello che ci capitava e in quei momenti suonava ancora l'allarme e allora era angoscia, disperazione. Ragazzi, questi racconti ovviamente, così come li sto leggendo adesso, non è che me l'hanno detto così, e non me l'hanno detto tutte in una volta, ma me l'hanno detto in 50 volte. Io sono andato molte volte a farmi dire le storie, poi per vedere se mi dicevano bugie tornavo indietro, per vedere se mi dicevano le stesse cose. E poi bisogna scrivere, ecco perché vi dicevo che se voi intervistate i vostri nonni, se qualche vostro nonno è nato nel 43 e da regola di usarlo, fatevelo dire, punzecchiateli, perché non vi dicono tutto quanto assieme, dovete proprio tirargliele fuori le cose. Tenete conto che i racconti della Ghiandena Ciliegia per Desdevogu, i figli dei protagonisti, le hanno apprese dal libro, perché in casa non ne parlavano, perché si vergognavano. C'è una storia bellissima nella Ghiandena Ciliegia, intitolata Mario indiano a Bangalore, e questa storia ve la racconto perché è molto significativa per voi studenti e anche per gli insegnanti. Mario Casu era stato bocciato in seconda elementare 2 volte. Bocciato perché quando faceva le aste, il suo quaderno, non rispettava la lineetta rossa che c'è nel quaderno e il maestro lo boccia e manda a chiamare il padre Siu Battista tu Cravargiu a Molimeriu, e questo maestro, che non aveva frequentato grandi scuole di sociologia naturalmente, davanti a tutta la classe dice a zio Battista: si prenda suo figlio che è un sommaro. Siu Battista di Narada Deusciu vai su Cravargiu, ma chi non si fa sul maestro, e si porta via Mario, che fa, quindi aveva la prima elementare. Mario finisce prigioniero in India, a Bangalore. Tenete conto che oggi Bangalore è dal punto di vista tecnologico molto più avanzato della Silicon Valley americana. Gli ingegneri nuovi, gli ingegneri più quotati oggi al mondo sono quelli di Bangalore. Siu Mario fu di prigionieri lì, e in questo campo di prigionia un bel giorno arriva Gandhi, e Mario Gasu di Siu Battista, scorcoricavo in seconda elementare, dice: chi gestionava su inglese voleva gestionare con questo Gandhi.
e frequenta un corso basico di inglese di 880 parole nel campo di concentramento di Bangalore. Poi Taghilorra Kusu Gandhi Golgiu Vistionai, vi rendete conto? Bocciato in seconda elementare. Con i soldi della prigionia Mario Gasu compra il primo vocabolario di inglese arrivato in Sardegna, credo, che viene consegnato alla nipote, alla nipotina, che si laurea con 110 lode utilizzando il vocabolario in inglese del nonno. Questo è un personaggio, dovete vedere che cosa leggete per l'indiano, Mario l'indiano di Bangalore. Però vi voglio leggere qualche altro brano e poi parliamo del mondiale del 43, com'era la Sardegna di quegli anni. Tenete conto che non stiamo parlando di 1000 secoli fa, stiamo parlando di 70 anni fa. Io vi leggo qui un brano che è quello che mi aveva fatto vincere il primo premio nazionale per la letteratura, per il racconto che vi leggo adesso. Perché c'è la storia di una ragazza, Maria Cercapani, Mosi Gulicio. Però prima vi dico il titolo, La ghianda e una ciliegia. La ghianda e una ciliegia è una metafora della fame che c'era in Sardegna in quel periodo, perché se uno ha fame, un ulandi va a rivolgo mentre non ci resi. E lo dice questo signore qui che è vivo, Antonio Lai, di soprannome Scottula, che parlando col suo comandante, e a un certo punto il comandante gli chiede di dove sei, Antonio Spunti, di Sardegna, di Cagliari o di Sassari? No, io faccio provincia a Nuoro. Come sarebbe faccio provincia a Nuoro? Sarebbe che Foghesu non fa provincia né a Cagliari né a Sassari, ma a Nuoro. Non capisco questo Foghesu. Foghesu ho detto, perché Foghesu è il mio paese. C'è anche chi lo chiama Perdas de Fogo. Così c'è scritto nella cartina geografica e nel sussidiario, un po' gli Astra, un po' Quirla. Che nomi strampalati, e che strampalato il nome del tuo paese. Strampalato. È il nome giusto che ha, ed è un nome bello quello del mio paese. Vuol dire che le nostre non sono pietre qualunque, no, sono sacre, di fuoco. E di che cosa vivete? Di fiamme, di incendi. Ascoltate come ti rispondi di Antonio Lai Scottolo. Traducendolo nel dialetto vostro. Viviamo di pecore e di orti, di latte e di fagioli, di bambini che nascono e di vecchi che muoiono. Ma soprattutto viviamo di fame. Pensi, signor capitano, che noi falciamo l'orzo quando non è ancora maturo, perché abbiamo fame di pane, anche di pane d'orzo, quello che raschia un po' la gola, ma è buono. Noi diciamo che in tempo di fame anche la ghianda è una ciliegia. Tutte le ciliegie, non solo quelle dell'orto del Canonico, che sono le più buone di tutta la valle perché innaffiate con l'acqua benedetta. E poi il pane d'orzo riempie lo stomaco perché fa bere. Uno mangia una fetta di pane d'orzo, poi va alla fonte e beve tanta acqua. Va alla fonte perché acqua in casa non ce n'è. Qualche volta ne resta nella brocca, ma quella è per babbo e mamma. E anche con l'acqua, in tempo di guerra e di pace, i poveri si riempiono lo stomaco. Il racconto che vi faccio adesso è il primo capitolo della Ghianda, intitolato La penna di Asfodelo, Sabina Desgraria. L'Asfodelo lo conoscete, e noi l'Asfodelo prendevamo il bastoncino, si metteva il pennino con l'inchiostro e si scriveva. Questo che parla si chiama Vittorio Palmas, anche lui, ma non è Calzai come quello del forno, ma di soprannome Cacchedda, e voi capirete perché. Sì, Vittorio Cacchedda qui. Però sentite come parla di Vittorio. E anche qui chi vuole faccia la traduzione in sardo.
la mia penna era la più bella di tutta la classe. Il manico era fatto con un bastoncino da sfodero, scraria, colorato di bianco e di rosso, di celeste e di verde e anche di ocra, come le foglie di fichi d'India della chiesa di San Sebastiano, quella in cima al paese. Era una penna decisamente paesana, impastata con tutti i colori che inventano a Fogheso nei giorni della festa di settembre. Quando vedevo una donna col secchio della calce bianca e lei ci aggiungeva le boccette dei coloranti e le miscelava con un ramo di corbezzolo, io entravo in azione per la mia penna. Con una foglia secca di leccio raccoglievo un po' di calce colorata, la facevo gocciolare sul manico bello e asciutto della sfodelo e così, metti colore oggi, aggiungi colore domani, quella di Palmas Vittorio era diventata la penna di Arlecchino. Così l'aveva battezzata maestra Iolanda, sorella piccola delle signorine Satta, quelle sempre sorridenti, anche se erano vestite di nero tutti i giorni dell'anno. Castiai questo conto su sti getti di scraria. Quello che avevo trovato non era un bastoncino come tutti gli altri. Lo avevo scelto fra tanti rametti secchi di asfodelo color fieno. Le piantine crescono ancora nel campo grande sotto la croce santa di legno, lì dietro la casa di Alberto de Sia Lavinia, dove nel tempo antico i ladri di bestiame, ma non solo loro, venivano impiccati. Ragazzi, vi sto leggendo una storia vera, con una balla. Io qui ho scritto una storia di 500 anni fa, invece è una storia della metà dell'800, quindi di 150 anni fa. È del Voghese, ma più o meno succede in Cingognaida. I vecchi chiamavano quel posto Sucure Savurca. Dicevano che se lassù non c'era neanche un pugno di buona terra, lo aveva deciso Dio, perché doveva far pagare ai foghesini il peccato di tutti gli alberi bruciati dal fuoco e di tutti gli innocenti e i colpevoli impiccati con la fune unta di seno di bue. Una volta, questa Savaula, pare che sia una storia di 500 anni fa, finita Savaula, avevano appeso alla forca di legno anche una ragazza, orfana di padre e di madre dall'età di 8 anni, Maria Cercapane la chiamavano. Non aveva neanche un soldo per mangiare. Maria Cercapane vagava in cerca di cibo come la volpe affamata in cerca di uva e di galline. A Maria era toccata in eredità solo la casupola dei genitori, uccisi in campagna da un fulmine una volta che erano andati insieme al fiume per poter pescare trote e anguille. Maria, dicono in paese, era rimasta orfana, aveva solo un fratello che era stato ucciso per vendetta. Il fratello Francisco aveva visto un uomo che metteva fuoco sotto gli alberi di olivo e di leccio di Tueri in una giornata di vento forte. Sei un assassino dei boschi, gli aveva urlato. L'incendiario era fuggito, il bosco era stato mangiato dal fuoco, le fiamme alte avevano disegnato un cerchio rosso, si sentiva il lamento delle foglie che piangevano e bruciavano. Erano morti conigli e cinghiali, anche le volpi e le martore e 2 cervi. Francisco aveva trovato bruciate dal fuoco anche una pernice e 8 piccoli perniciotti. Aveva pianto vedendo quell'orrore. Il suo era diventato un cane, un cigno nero, e l'odore gli bruciava la gola. I tronchi sembravano i cadaveri del bosco. Francisco era rientrato in paese e in piazza aveva urlato:
Il bosco di Tuerio l'ha ucciso Gonario, il figlio di Rubategole. Ma tu cosa dici? Quello era fuoco fuggito, gli avevano risposto 3 uomini. Fuggito. Quello è fuoco messo dalle mani dell'uomo, dalle mani di Gonario, figlio di Rubategole. Tutti i fuochi sono messi dalla mano dell'uomo. Tu non sai quello che dici, muccoso. E se sei sicuro, vai dal barraccello. Io già ci vado, ma lui non fa nulla, non ha mai fatto nulla. Lo sappiamo chi è che mette il fuoco. Tu vuoi il bivirivalu, lo avevano minacciato. Io so quello che dico e voglio vivere molto, ma senza fuoco. Invece vedo le campagne del nostro paese senza piante e senza ombra, e la terra è cenere. Quello di Tueri era fuoco messo, Gonario lo ha messo. 3 mesi dopo, Maria Cercapani aveva accompagnato al Camposanto il fratello Francisco, ucciso a pallettoni nella discesa del fiume. Ucciso da uno che si era appostato sopra la pianta delle ghiande perché Francisco era stato colpito in testa. Al Camposanto Maria c'era arrivata quasi da sola. Anche il prete non si era sprecato a dire 2 parole ben dette. Aveva cantato In paradiso conducano gli angeli e lei pensava che in cimitero intanto non lo stava accompagnando proprio nessuno, perché anche in paese non sempre la verità piace. Lo rileggo, perché anche in paese non sempre la verità piace. Maria aveva dovuto scavare lei la tomba attorno alla chiesa e la bara con 2 legnetti. Vi ricordate quando Vittorio Ortega fa la fossa per Piedi Nino? E la bara con 2 legnetti l'aveva fatta un falegname di buon cuore, quello zoppo. Per calarla nella fossa erano intervenuti 3 ragazzi, poi fuggiti. La terra con una pala l'aveva lanciata Maria, che spalava e piangeva, singhiozzava e ripeteva con cantilena funebre, fradi mio, fradi mio. Poi sul cumulo aveva piantato una croce fatta con 2 tronchetti di corbezzolo. Se n'era andata a casa piangendo e dicendo il requiem eterna e ancora fradi mio. Dopo i funerali in genere la gente va a dare le condoglianze. Quella volta da Maria erano andate zia la Irene e zia Lavinia, Francesca e Teresa, Federica e Duilio e Pietro su un frara. Il paese se n'era rimasto a casa. Fammi vecchie. Alcuni uomini col cuore di pietra canzonavano Maria e le dicevano: fai come il cane, vai a cercarti da mangiare, non aspettare comodo che te lo portino a casa il pane. E non girare solo a Foghesu, vai anche nei paesi vicini, vai a Pereula, già le hai le gambe. Maria era povera e bella, anche se magra come un filo d'erba. Era la più alta del paese, occhi neri come i suoi capelli lunghi. Aveva sempre la stessa gonna nera e un maglione di lana pungente di pecora. Non aveva scarpe, errava sempre, sempre e solo in cerca di cibo. Camminava e i piedi spesso le sanguinavano. Camminava per vivere, per passare dal giorno alla notte o dall'inverno all'estate. Nel tempo dei fichidindia e delle more mangiava fichidindia e more. Mangiava anche i corbezzoli. La minestra la faceva con le patate dell'orto e con i porri che andava a cogliere tra i sassi del vulcano addormentato di Comina Drinta. E lì trovava anche l'ortica. Ce n'era un campo sterminato sotto i lecci che guardano il fiume che nasce a Ulassari. Brodo di ortica e quando c'era pane duro, quello che buttano ai cani. Carne mai, formaggio quasi mai. Una volta un pastore, zio Bartoli, le aveva regalato una forma di ricotta secca. Maria lo aveva ringraziato con un bacio e con poche parole che le erano uscite dal cuore.
che Dio glielo paghi. Non aveva più neanche la capretta che dorme in casa e la mattina presto ti assicura il latte. Eppure la capretta l'aveva avuta, ma a lei, a Maria Cercapane, l'avevano rubata ragazzi di un paese vicino per fare spuntino con una capra arrosto alla festa di Mezzagosto. Loro in festa, Maria Cercapane senza più latte. E quando non trovava fichi d'India e more, porri e corbezzoli, andava alla fonte di giù a bere. Bevendo uccideva la fame. Oppure si doveva arrangiare. Che un giorno la moglie severa di un ricco vaccaro la trovò nel pollaio di casa. Maria aveva in mano 2 uova. Non fece in tempo a nasconderle sotto la blusa e a scappare. Colta con le mani nel pollaio, fu portata davanti al barracello e poi impiccata al patibolo del cucuzzolo della forca. E tutto il paese a vedere. Aveva 21 anni Maria. Nessuno sa dire dove sia stata sepolta. E allora, che cosa volete? Che Dio vi ripaghi con una terra fertile? Che si accontenti della croce di castagno fatta 500 anni dopo quei crimini da Peppino là il falegname su consiglio della devota moglie Irene? No, condanna fu, e dura, pietre e solo pietre, tutte storte e tutte pesanti. Devi far fatica a camminarci, a spostarle e a squadrarle, anche per farci la casa. E devi far fatica anche ad arare i campi, fatti più di sassi che di buona terra. E lì non può crescere altro, né il grano né l'orzo. Pietre e solo pietre, aveva ripetuto Dio. Più pietre che terra, più pietre che erba, più pietre che fiori. E furono pietre dure e di fuoco. Questa storia, ragazzi, la potete avere raccontata anche in ciascuno dei vostri paesi. Bisogna andarla a scavare. Adesso